Oggi prepariamo delle lasagne con funghi e prosciutto. Prepariamo la farcitura. Tritiamo finemente l'aglio e il prezzemolo. Tagliamo il prosciutto a listarelle e poi a cubetti di circa 5 mm. In una pentola capiente scaldiamo un filo di olio extravergine di oliva, aggiungiamo il trito di aglio e prezzemolo e 2 foglie di alloro. Facciamo rosolare per qualche minuto. Poi uniamo i funghi ancora surgelati e regoliamo di sale. Dopo qualche istante aggiungiamo anche il prosciutto, mescoliamo bene e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti, fino a quando gran parte dell'acqua di cottura sarà evaporata. Prepariamo la besciamella. In un pentolino sciogliamo il burro a fuoco dolce. Prepariamo il roux, aggiungiamo la farina e tostiamola mescolando energicamente con una frusta fino a ottenere un composto omogeneo. Scaldiamo il latte fino a portarlo a ebollizione, quindi aggiungiamo a filo il roux, continuando a mescolare con la frusta per evitare la formazione di grumi. Cuociamo fino a quando la besciamella si sarà addensata e inizierà a bollire. Regoliamo di sale e pepe, poi spegniamo il fuoco. Assembliamo la lasagna, imburriamo una teglia e stendiamo un primo strato di besciamella, distribuendola in modo uniforme. Disponiamo un foglio di pasta per lasagne. Se necessario, aggiungiamo piccoli pezzi di sfoglia per coprire eventuali spazi vuoti. Stendiamo un generoso strato di besciamella. Distribuiamola uniformemente. Quindi aggiungiamo un quinto dei funghi e abbondante parmigiano grattugiato. Copriamo con un altro strato di pasta e premiamo leggermente per compattare. Ripetiamo il procedimento per altri 4 strati. Sull'ultimo strato abbondiamo con il parmigiano e distribuiamo qualche fiocchetto di burro per ottenere una gratinatura dorata e croccante. Inforniamo a 175 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotta, lasciamo riposare la lasagna per 10 minuti prima di tagliarla e servirla. Buon appetito!